Buon Ferragosto e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, di nuovo insieme. Ed allora è il Ferragosto più caro di sempre, questo, con l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie in tutto il Veneto e nella Marca. Per questo, in vista della ripartenza annuale, i sindacati del territorio sono mobilitati. Sullo sfondo il tema del salario minimo, ma anche della lotta all'evasione fiscale. Restano poi troppi gli infortuni. La nostra mobilitazione è proprio per il recupero del potere di acquisto attraverso il superamento di quanto è stato eroso dall'inflazione e attraverso la stipula e il rinnovo dei contratti nazionali che sono in scadenza o che sono già scaduti. Il secondo trimestre ci dice che le cose non stanno andando come si sperava, perché c'è una frenata del PIL. E soprattutto abbiamo la necessità di rimettere al centro la questione delle tutele salariali e dei rinnovi contrattuali. Al culmine dell'estate più cara da decenni, la principale preoccupazione dei sindacati non può essere che la lotta all'inflazione, con il sostegno concreto a famiglie e lavoratori. Per la CGIL in particolare il governo finora ha fatto troppo poco. Auspichiamo un autunno di intese, ma se così non dovesse essere, è un autunno di mobilitazione, di protesta e di rivendicazione per una vita più dignitosa, soprattutto da parte di chi paga le tasse, le paga tutte e si vede in secondo piano rispetto a chi viene premiato in questi giorni dai provvedimenti del governo. Secondo noi la lotta all'evasione fiscale deve rimanere priorità assoluta e non abbiamo visto nei decreti deleghe della riforma fiscale un impegno così forte come auspicavamo come organizzazioni sindacali. Non è un mistero invece che le visioni tra i due sindacati principali siano opposte in materia di salario minimo. La Camera del Lavoro sostiene la proposta delle opposizioni con la soglia fissata a 9 euro lordi all'ora, non così la CISL, che vede dei rischi nell'operazione. Vediamo molta confusione, perché pensare che tutto si risolva attraverso una norma di legge che fissa un salario minimo a una determinata cifra, secondo noi è una follia. Ma non si risolve il tema con una norma che comprime verso il basso i salari, ma una norma che incentivi la diffusione dei contratti collettivi applicati dalle organizzazioni, sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Da qui la raccolta firme avviata proprio dalla CISL per aumentare la partecipazione dei lavoratori, come avviene in altre parti d'Europa. In ballo un progetto di legge ad hoc. Invitiamo a tutti i cittadini, lavoratori, pensionati e elettori di recarsi nei comuni della provincia di Belluno e di Treviso e tutte le province del Veneto a sottoscrivere, perché sono depositati i moduli in tutte le province, in tutti i comuni, per sottoscrivere il progetto di legge. Restano poi paradossi acuiti nel post-pandemia. Il lavoro c'è, ma è poco pagato o spesso precario. Nella sola Marca trevigiana c'è stato un saldo positivo di circa 4.000 assunzioni in un anno. L'83% è lavoro a termine, per cui lavoro precario, e il lavoro precario è un lavoro che normalmente non riesce a soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori. Tasto dolente quello degli infortuni, tanti, troppi, in costante aumento. Oltre il 10%, il 12% per quanto riguarda le costruzioni, il 23% per quanto riguarda il metalmeccanico, insomma dati importanti dove bisogna continuare ad intervenire in maniera strutturale, direi in maniera didattica. E sempre sul tema, l'indagine dell'Osservatorio Natalità e Famiglia di Treviso sulle iniziative di welfare sociale nei comuni del Veneto, con esiti in chiaroscuro. Sicuramente la parte più favorevole è che il 98,3% dei comuni fa politiche attive per la famiglia. Questo è l'aspetto fondamentale, sono pochissimi comuni che non fanno questo. Comincia dal bicchiere mezzo pieno il presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Natalità e Famiglia, Eugenio Brentari, nell'analizzare l'esito dell'indagine realizzata sul welfare sociale messo in campo dai comuni del Veneto. Sostegni alla famiglia declinati in quasi 650 servizi, ma troppe sono ancora le criticità da superare per essere efficaci contro la grande piaga della denatalità. Noi stiamo vivendo in un periodo in cui stiamo riducendo continuamente la nostra popolazione. Si parla nei prossimi 2 anni di perdere 1 milione di persone, di italiani, quindi bisogna cominciare a cambiare questo trend. Le cose da migliorare sono sicuramente provare ad avere un disegno un po' più ordinato di tutte queste politiche. Ce ne abbiamo 630 politiche attive, forse sono troppe, forse sono troppo dispersive. L'altra cosa è che bisogna sopperire a quello che sono le carenze fondamentali, che è la mancanza di personale, mancanza di budget. Con l'osservatorio vorremmo approfondire e valutare
quali politiche effettivamente permettono a una famiglia di stare in piedi e di esercitare la propria funzione sociale. Credo che una delle questioni del nostro contesto, anche veneto, è di camminare sempre più verso uno sguardo individualista, verso un'attenzione alla persona che non è sbagliata, ma persona intesa come individuo. Ecco, l'indebolimento delle relazioni familiari, delle relazioni sociali sta aggravando tutto il nostro sistema. 120 i comuni coinvolti nel sondaggio, 78 quelli che hanno risposto. Tra le azioni intraprese spiccano agevolazioni su servizi e tariffe, eventi di formazione, mentre scarseggiano le politiche per la casa. C'è un problema di fondo dove dobbiamo aiutare i nostri amministratori a fare un passo. Riconoscere che la famiglia è un soggetto titolare di diritti e di doveri che le sono propri, perché ad oggi ci sono tanti interventi che ricadono sulle famiglie, ma come se fossero dei tappeti elastici, qualcosa di sfondo. Ecco, bisogna pensare a qualcosa su misura, dedicato, e fare azioni di sistema che siano potenzianti le une delle altre. Per il sindaco Mario Conte occorre rivedere l'intero modello sociale e con esso la scala delle priorità degli amministratori. L'obiettivo è quello di costruire un nuovo modello sociale che sappia dare risposte concrete e puntuali alle comunità e soprattutto riesca a gestire nel migliore dei modi quelle sempre minori risorse che abbiamo a disposizione, facendo rete, coinvolgendo il terzo settore, coinvolgendo le associazioni, perché oggi la comunità ha delle esigenze, il rischio è di investire delle risorse in modo non adeguato. A proposito di tariffe, c'è la polemica da mesi a Treviso per le tariffe, l'aumento delle tariffe MOM, aumento che resterà invariato, lo conferma il presidente di MOM Giacomo Colladon nel fare il punto sui prossimi mesi per il trasporto pubblico. Intanto una buona notizia è che l'emergenza personale è finita. Sarà una ripartenza, speriamo, positiva. Per quanto riguarda gli autisti, in qualche modo dovremmo aver superato il problema che avevamo l'anno scorso. L'Academy sicuramente, sia quella di Treviso e quella poi di Conegliano e Vittorio, ci sta aiutando. La fase dell'emergenza che si era aperta nel post-pandemia si può dire conclusa, complice il progetto dell'Academy avviato a inizio anno. Il motto formazione gratuita, impiego assicurato ha avuto per MOM l'effetto sperato. Le prime persone che hanno frequentato l'Academy di Treviso sono già impiegati in servizio durante l'estate, che è il momento più adatto, perché comunque imparano molto più facilmente le linee, perché bisogna imparare anche i tragitti delle linee. Abbiamo fatto anche un concorso sugli autisti e mi sembra che andiamo abbastanza bene sotto l'aspetto del personale. Restano invariate le criticità derivanti dal caro benzina e dall'inflazione più in generale, che hanno portato l'ente di governo del trasporto pubblico locale a rivedere al rialzo le tariffe del 33%, una stangata per molti ma che ribadisce Colladon al momento sembra inevitabile. I problemi sono quelli dell'equilibrio economico-finanziario, questo è un problema comune a tutte le aziende del trasporto pubblico, no? Noi non è che ci piace aumentare le tariffe le le abbiamo dovuto aumentare proprio perché altrimenti l'equilibrio non sta in piedi. È un'azienda di circa 600 dipendenti che deve fare circa 18 milioni di chilometri all'anno e quindi ha necessità ovviamente anche di mettere in sicurezza i conti. Agli utenti, in vista del ritorno a scuola a settembre, Colladon ricorda che è ancora attivo il bonus trasporti voluto dal governo. Per chi ha sotto i 20.000 euro di reddito ha la possibilità di un aiuto di 60 euro al mese e quindi anche gli studenti che sono sicuramente sotto i 20.000 possono usufruire di questo bonus e questo è un altro aiuto sicuramente importante per le famiglie. A proposito di trasporto, primo positivo bilancio per l'iniziativa Bike to Work, lo ricorderete, promossa da 18 comuni tra Treviso e il suo comprensorio, incentivi economici per chi va al lavoro a piedi o in bicicletta dal 1 giugno al 31 luglio, quasi 2.500 le adesioni. È stata un'iniziativa che ha riscontrato davvero il parere favorevole della comunità, che si sono iscritti all'app ma soprattutto hanno utilizzato la bicicletta. Significa che più di 2.600 utenti hanno lasciato in garage la macchina e quindi non hanno inquinato e hanno fatto dell'attività fisica per andare a lavorare e hanno ottenuto anche dei piccoli benefici economici.
È positivo il primo bilancio dell'iniziativa Bike to Work IPA Marca Trevigiana partita il 1 giugno. Al 31 luglio erano già 2.480 gli utenti che avevano aderito all'iniziativa lanciata dal comune capoluogo e da altre 17 amministrazioni del comprensorio intorno a Treviso per un bacino di 300.000 abitanti. Gli incentivi economici ai lavoratori residenti nei comuni partecipanti che faranno uso della bicicletta o altri mezzi di mobilità slow per recarsi sul luogo di lavoro hanno dunque fatto centro. Oltre 40.000 kg di CO2 risparmiati, poco meno di 5 km il percorso medio compiuto. È un cambio culturale che noi vogliamo continuare a portare avanti con grande determinazione. Oggi parliamo di Bike to Work, ma mi piacerebbe costruire, ci stiamo lavorando, Bike to School, Bike to Sport, insomma la nostra città, le dimensioni, le caratteristiche, la grande rete di ciclabilità ci consente di immaginare un futuro tutto all'insegna delle due ruote o delle due gambe, perché l'obiettivo è quello di incentivare l'utilizzo della bicicletta e favorire anche i pedoni, quindi una città a misura di pedone e di ciclista. Non solo incentivi e buona volontà degli utenti, anche gli enti pubblici devono fare la propria parte favorendo percorsi in sicurezza per chi sceglie di andare a piedi o in bicicletta. Noi abbiamo in progetto una quindicina di chilometri di piste ciclabili urbane. Con la Grande Treviso abbiamo il grande progetto che vede la realizzazione di 150 chilometri di piste ciclabili che uniscono i 21 comuni della Grande Treviso. Siamo in attesa di ricevere il finanziamento dall'Unione Europea, però l'obiettivo è quello di unire i comuni dell'Interland trevigiano al nostro comune con la rete ciclabile, quindi incentivare il trasporto pubblico e sostenere la ciclabilità attraverso infrastrutture, attraverso iniziative come Bike to Work che fanno capire l'importanza di utilizzare questi mezzi alternativi alla macchina. Adesso parliamo degli animali. Come sapete l'estate è un periodo particolare soprattutto per gli animali domestici e il tema più urgente un po' nei canili di tutto il Veneto, anche nella Marca, è quello di persone che spesso purtroppo prendono un cane ma poi si accorgono di non saperlo gestire. Siamo stati in un canile per verificare. Nel pieno dell'estate, con una situazione che è simile agli anni scorsi, difficile ma gestita con passione e professionalità, il canile San Francesco di Presina si prepara a celebrare i primi 20 anni di attività. Il 1° ottobre li festeggerà con la tradizionale messa con gli animali. Dall'inizio a oggi in questa struttura sono entrati oltre 6.000 cani. Proviamo a contare fino a 6.000 e mettiamoci vicino a un cane. Il 90% dei quali ha trovato un nuovo padrone. Questi sono numeri, non sono opinioni. Nel frattempo è cambiato il tipo di cani che entrano. Non più animali catturati dalla calappia cani, ma cosiddetti casi sociali. Cani, anche di grossa taglia, che le persone prendono e poi non sanno gestire, non sterilizzano e che a volte mordono. E allora si rivolgono qui perché in difficoltà. In questi 18.000 metri quadrati del parco zoofilo San Francesco ci sono 38 ampi box e una capienza di 200 cani, 28 i comuni di riferimento dell'ULSS 6. A fronte di un calo dei cani su cattura, c'è stato un aumento dei cani frutto dei casi sociali. Purtroppo le entrate non sono diminuite e quel che è peggio sono molto più problematiche. Fondamentale la collaborazione tra istituzioni e questa struttura, nella quale la procedura per adottare un cane è seria. Spesso può esserci anche un periodo di prova. La persona viene in canile, fa il giro del canile accompagnato sempre da un volontario che in modo che possa individuare le caratteristiche del cane. Poi se scatta la cosiddetta scintilla si procede con le pratiche burocratiche. Prima delle pratiche burocratiche vengono fatti anche dei preaffidi. Successivamente, se c'è la necessità, restiamo in contatto con le persone e in modo da poter diciamo così, dare dei consigli sul comportamento del cane. I cani vengono affidati alle famiglie con microchip e vaccinazioni e nel 90% dei casi sono anche sterilizzati. Molti chiedono i cuccioli, che però non sono sempre la soluzione migliore. I cuccioli sono un'arma a doppio taglio, nel senso che il cucciolo, quando è cucciolo, è piccolo. Quando comincia a crescere non si sa che dimensioni arrivi e soprattutto quello che raccomandiamo, tanto amore verso questo esserino a 4 zampe. In questo Ferragosto anche le aspettative, torniamo a parlare del mondo economico per la vendemmia.
Quest'anno sembrerebbe che la raccolta è una raccolta importante, che non ha grosse difficoltà, anzi è una raccolta vigorosa con qualità elevate e con quantitativi elevati. Nonostante le grandinate che hanno colpito vaste aree della nostra regione, in particolar modo il Veronese e le zone trevigiane del Prosecco, e un fungo che ha messo a repentaglio la produzione, la vendemmia 2023 partirà sotto ottimi auspici. L'ultima settimana di agosto iniziano la raccolta di bianchi e quindi del Chardonnay, quindi un dato estremamente importante in cui per diversi anni purtroppo si è dovuto anticipare la raccolta, invece da quest'anno la raccolta viene fatta in maniera corretta dall'ultima settimana di agosto. La produzione vitivinicola veneta è tra le principali in Italia, un comparto che continua a crescere. 96.000 ettari sono i terreni coltivati oggi a vitivinicolo, nel 2023 superiamo abbondantemente i 100.000 ettari. Le prospettive del settore vitivinicolo sembrano e sono buone. Il settore vitivinicolo è un settore importante per quanto riguarda la produzione lorda vendibile a livello regionale, ma anche a livello nazionale. La regione Veneto è la prima regione d'Italia per la produzione di vino e per il valore di produzione. 1,3 miliardi di euro è il valore della produzione complessiva a livello veneto. Cambiamo argomento: bullismo, post-Covid, parità di genere, informazione sul web sono i temi trattati nei cortometraggi scritti e interpretati dai ragazzi e prodotti da Chuck Junior, con messaggi positivi che fanno breccia nei giovanissimi di oggi, con cui rapportarsi, ammettono Francesco e Sergio Manfio gli alcuni, è molto più difficile che in passato. In realtà è molto complicato adesso rapportarsi con i ragazzi perché hanno una serie infinita di cose che noi neppure sappiamo utilizzare e che bisognerebbe in qualche modo non tanto eliminare, che sarebbe stupido, ma cercare di regolare questo loro utilizzo. Questo è forse una cosa su cui, Francesco, tu in particolare dovresti pensare. Ci ragionerò e poi vi faccio sapere. Poi fammi sapere. Sì. Sulle reti televisive nazionali le domeniche di agosto, con 4 puntate dedicate ai cortometraggi scritti e interpretati proprio dai ragazzi, Chuck Junior, format ideato dai fratelli Manfio, tocca temi di stretta attualità come bullismo, emozioni del post-pandemia, parità di genere e rapporto non sempre facile con la rete. Chuck Junior è un progetto italiano nato dalla mente di questo ragazzo veramente simpatico, così. Ma la cosa è che Chuck Junior si fa in tantissimi paesi del mondo, si fa in Cina, si fa in Spagna, in Germania e così via, e il film realizzato a Treviso è stato quello che ha vinto la selezione nazionale ma anche il premio internazionale. A Treviso i ragazzi della consulta provinciale degli studenti si sono messi alla prova con la bolla informativa del web. I ragazzi vivono in una bolla e ci sono dei ragazzi di Treviso che riescono a fermare questa bolla. No, diciamo bene, a bucare questa bolla. A bucare questa bolla e a considerare. Senti, penso che possa bastare. Sì, grazie, scusa. Allora, comunque, facendo un lavoro di gruppo, informandosi anche con amici o cose del genere, fanno questo lavoro di controinformazione e riusciranno a sconfiggere queste bolle, quindi le persone andranno oltre le loro bolle fino ad avere una mente più ampia, a ricevere nuove informazioni. Sono dei messaggi molto diretti che vengono recepiti dai bambini e che diventano vera e propria formazione di vita. E quindi sono convinto che forse questo ancora di più di certi messaggi istituzionali sia il modo giusto per comunicare con le future generazioni. In Brasile in questi giorni Giorgia Miazzo, presidente del Centro Studi Grandi Migrazioni. In Brasile la più grande comunità di emigrati dell'Italia, con 12 milioni di oriundi veneti, anche da Treviso. Un viaggio di quasi un mese a contatto diretto con i brasiliani, figli di veneti emigrati negli ultimi 150 anni. Giorgia Miazzo sarà in Brasile fino al 4 settembre. Ricordo che il Brasile è il paese che ospita più italiani discendenti oriundi al mondo, con 30 milioni di presenze, ed il 40% di questi sono di origine veneta, quindi la prima comunità così che abbiamo di veneti anche fuori dai nostri numeri, e si dice spesso che loro sono l'8ª provincia veneta proprio per questo mantenimento, questa cristallizzazione di usi e costumi che non si verifica poi in nessun altro dei paesi stranieri, nonostante l'Argentina, gli Stati Uniti per esempio, Australia, Canada abbiano comunque grandi percentuali di migranti. Non si è mantenuto, per motivi storici, di processo storico, non si è mantenuto lo stesso così patrimonio in maniera così forte e viva. E quindi finché ce l'abbiamo dobbiamo riportarcelo anche a casa per raccontare anche ai nostri giovani di queste grandi migrazioni che purtroppo non si conoscono. Manca un capitolo nei libri di storia che parla
questo fenomeno incredibile che ha svuotato l'Italia. 4 gli stati che toccherà il suo viaggio: Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Paraná e Goiás. In particolare nel paesino di Nova Veneza, tutti veneti, vicentini, trevisani, bellunesi, padovani, però non conoscono niente della propria storia, quindi è la prima grande festa che fanno, la prima grande settimana sulla cultura dell'italianità, quindi racconteremo storia, geografia e tanto altro in modo che possano conoscere e forse fare finalmente quel viaggio di ritorno che non hanno mai potuto fare, anche se questa volta idealmente, però credo sia anche un loro diritto, ecco, poter conoscere le proprie radici, la propria identità, e sono temi molto intimi, molto importanti, che hanno a che fare anche con l'autostima delle persone e che si tramandano poi, no, di generazione in generazione. Ricca di Veneto anche la toponomastica in Brasile. In Brasile ci sono tanti nomi ancora legati alla toponomastica, questo Nova Veneza, ce ne sono altre 2 di importanti in Brasile che poi bisogna ricordare giustamente tutti, ci sono Nova Vicenza, c'è una Nova Padova che è ancora in piedi un gemellaggio con il paese di Fontaniva in provincia di Padova, Nova Belluno e tante altre. L'esperienza sarà raccontata in collaborazione con la regione Il Rientro, uno stato, il Brasile, dove l'italiano è una lingua vera e propria. È uno dei lasciti che rimane nelle comunità migranti all'estero. In realtà noi osserviamo anche realtà molto belle che non voglio dimenticare, come quelle dell'Argentina, del lunfardo, del cocolice, il sickle English o il broccolino o l'italo-americano ancora utilizzate in Canada o negli Stati Uniti, ma sicuramente il italiano per noi veneti è qualcosa di incredibile. Si dice che ancora si parli questa lingua da circa 2 milioni di persone. Che cos'è il italiano? È difficile da definire, no? Ecco, però è un veneto, perché in realtà i veneti poi hanno anche così influenzato linguisticamente anche i bergamaschi, che a volte mi dicono io sono bergamasco, ma me lo dicono in Veneto, i friulani e tante altre comunità del nord Italia, a volte anche del sud, ma molto più raramente, e con degli influssi in portoghese, quindi dove le parole italiane, venete in questo caso, non esistevano, e con insomma il passare degli anni eccetera eccetera si è evoluta, quindi è diventata una lingua nuova. Possiamo chiamarla un fratello del Veneto, io mi sentirei di chiamarla così, e soprattutto per noi, ecco, è un miracolo linguistico che come ricercatori abbiamo tutto il dovere, ecco, di dover salvare. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo il telegiornale. Rieccoci con il telegiornale di Treviso, andiamo a Tarzo, a Fratta di Tarzo, con la seconda iniziativa del progetto Il Borgo Aumentato sul Lago, finanziato dal PNRR. Una lunga scala che dal lago di Lago va verso il cielo per sollevare i cuori, l'immaginazione, lasciando a chi la osserva la possibilità di leggerla secondo il proprio sentimento. È l'installazione Scalare il Sogno realizzata dagli artisti bolognesi Nadia Antonello e Paolo Ghezzi. L'abbiamo pensata proprio per questo luogo, dopo aver fatto un sopralluogo lo scorso gennaio siamo venuti qui, abbiamo visto il lago, l'incanto di questo borgo, di questo paesaggio. È un'opera ideata da noi, ma dove c'è la presenza pensata per questo luogo e realizzata con le persone di questo luogo. L'opera non è mai finita, la finisce lo spettatore che sostanzialmente entra in dialogo con essa e prosegue quella che è la creatività dell'oggetto artistico. L'opera instellata rappresenta il secondo appuntamento di Cortili Frattali, il borgo aumentato sul lago, uno dei 20 progetti veneti finanziati dal bando Borghi con i fondi Next Generation PNRR, presentato dal Comune di Tarzo e ideato e coordinato dalla cooperativa Lassù. La presentazione è stata un'anticipazione della 12ª rassegna Cortili dell'Arte. Gli artisti e le loro opere sono i protagonisti di un'iniziativa che vuole valorizzare il borgo di Fratta e la sua bellezza. Gli artisti presenti in questi giorni qui a Fratta sposano completamente lo spirito di questa manifestazione e del fatto che le opere d'arte qui presenti e la loro opera in primis sono calate totalmente nell'ambiente e nel territorio in cui loro l'hanno pensata e l'hanno poi realizzata. L'arte nelle sue varie declinazioni per un'edizione unica. Abbiamo veramente tante esperienze artistiche, abbiamo dalla musica all'arte della pittura, della ceramica, della fotografia, c'è il mosaico, ci sono le performance di danza, quindi veramente abbiamo costruito veramente tantissime connessioni tra gli artisti. Dopo l'appuntamento di maggio con la street art e la land art di agosto, pronto il terzo appuntamento di settembre.
con Europerfido, quindi dedicata in questo caso alle colline, quindi al contesto territoriale del borgo, e anche al vino e alla vendemmia, al periodo della vendemmia, dedicato alla fotografia. Tra i tanti beni di consumo che si possono trovare al mercato, in alcune piazze tra la Marca Trevigiana e il Veneziano c'è anche la possibilità di scegliere un buon libro. C'è anche il piacere del concetto di un libro che è già stato letto, che passa di mano in mano, che ha una sua storia. Ormai a Treviso non è più una novità spulciare i libri in mezzo al mercato. Tra le bancarelle di vestiti, indumenti, gastronomia e prodotti vari, perché non sfogliare le pagine di un romanzo, di un saggio, di un racconto? La sfida dei sandonatesi Roberta Brozzolo ed Emiliano Vianello è stata vinta da un pezzo. Il nostro slogan è libri in transito per lettori di passaggio, perché già il libro è un transito tra chi lo scrive e il futuro lettore. Quindi nel caso nostro sono libri di seconda mano, in più siamo ambulanti, quindi ci spostiamo continuamente, e la frase per lettori di passaggio non significa soltanto per quelli che passano camminando davanti alla bancherella, ma è di passaggio che se hai letto un bel libro puoi passarlo, come fosse un testimone, a un amico, a un genitore, a un figlio, a qualcuno. La bancarella dei libri usati con il suo pubblico eterogeneo. La nostra vuole essere una proposta trasversale che va dai libri per bambini ai libri per cucina, la saggistica, la narrativa, più o meno di genere, poi l'autoriale, un po' di tutto. I veri lettori sono trasversali. Meglio qui o in libreria? Boh, Dio, non saprei fare un paragone. Qui trovo cose che in libreria non trovo. Meglio qui. Un'attività che ormai da 4 anni impegna gli ambulanti della lettura in più piazze. Il lunedì siamo a San Donà, il martedì martedì e sabato siamo qua a Treviso, il mercoledì Oderzo, giovedì Portogruaro e il venerdì siamo a Caccia di Libri. Interrogo i libri e mi rispondono, scriveva Petrarca, e il valore di un libro, nuovo o usato, resta indiscutibile, comunque lo si legga. Ma la gente legge i libri? Sì, assolutamente sì. Ma non è che ci sia la concorrenza degli audiolibri, del digitale? L'importante è leggere, ognuno sceglie il mezzo e il formato che più preferisce. A Resana adesso, dove è tutto pronto per l'atteso raduno dei vespisti che arriveranno da tutta Italia e anche dall'estero. L'appuntamento è per il 19 e 20 di agosto. Il rombo delle due ruote si comincerà a sentire lungo le strade di Resana già sabato 19 agosto. Nel pomeriggio l'area davanti alla pizzeria Il Cavallino in via Castellana si trasformerà in un'area variopinta dove la protagonista sarà la Vespa. Si tratta questo del 10° raduno nel comune castellano e il secondo a livello nazionale. Ci aspettiamo tanti vespisti. Ad oggi siamo già arrivati a circa 670 iscrizioni. E stanno andando ben oltre le nostre aspettative, vespisti che arriveranno un po' da tutta Italia. Ci sono anche dei vespisti dal Belgio, dopo dall'Isola d'Elba, da Roma, Bolzano, Piemonte, Emilia-Romagna e tanti naturalmente vespisti veneti, perché ormai il nostro club si sta facendo nome e a Resana si sta bene. Negli anni i numeri dei partecipanti al raduno è lievitato, sempre più sono i vespisti che attendono questa data per arrivare in sella alla Vespa a Resana. A me piace partire da un dato, mi piace partire da 11 anni fa, perché purtroppo col Covid non abbiamo fatto nessun raduno. 11 anni fa sono partito da solo e c'erano 20 vespe, 20 vespisti. L'anno scorso siamo arrivati a oltre 450, quest'anno siamo già a 670, quindi i numeri stanno lievitando a dismisura. Un programma ricco, la giornata clou sarà quella di domenica 20 agosto con il ritrovo alle 8 e la partenza alle 9:30. La tappa sarà all'aeroporto di Strana presso il 51esimo stormo, poi di nuovo a Resana. Io sono quello della propaganda dei video di vespisti con le imitazioni, allora ogni tanto faccio il video con la voce del Papa. Quindi ci può fare una... E allora mi raccomando a tutti i vespisti di andare piano, se no se cominciamo a cadere, a farci male, poi dobbiamo ricorrere a tanti cerotti, ecco. Un serpentone di vespe che si snoderà per le vie di Resana e dei comuni limitrofi. È davvero tutto per questo nostro telegiornale, vi lascio al meteo, ancora buon Ferragosto.
Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo, previsioni per mercoledì 16 agosto. Sul Veneto previsto al mattino cielo sereno, poco nuvoloso sulle aree alpine, dove sarà possibile a partire dal pomeriggio qualche rovescio temporale che potrebbe estendersi anche alle zone prealpine. Temperature minime in aumento in pianura e in lieve calo in montagna. Minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime senza sensibili variazioni fino a 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Sui monti nuvolosità diffusa al mattino con qualche probabilità di rovesci temporali a carattere locale. Temperature minime tra i 22 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo estivo con mattinate generalmente soleggiate, mentre nelle ore più calde nubi più consistenti con probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento con minime intorno ai 21-22 gradi, massime tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.